pomeriggio dalla redazione di Telechiara, ben ritrovati a TG Nord-Est ore 15. Prima di cominciare con le notizie di quest'oggi vi presento il nostro ospite. Diamo il benvenuto quindi a Michele Sambin, volto e voce nota del panorama culturale padovano e non solo, regista, musicista, pittore che ha condotto davvero per anni il tema del rapporto tra immagine e suono, e oggi è qui per presentarci cosa, Michele? Per presentare Megaloop, questa manifestazione che vuole raccogliere i 30 anni di percorso. Il TAM nasce nel 1980 e quindi in questo lungo attraversamento dei vari periodi abbiamo voluto fermarlo attraverso una mostra, un libro e un archivio. Sì, quindi 30 anni, un compleanno importante che segna non solo la maturità ma diciamo anche la consacrazione di una realtà culturale davvero importante per Padova e non solo. Molte le iniziative, un po' ce le anticipate, sì. Ti chiedo di attendere intanto per dare spazio alla cronaca di quest'oggi e cominciamo appunto con la cronaca nera. Oltre 570 litri di gasolio acquistato da autotrasportatori dell'Est e 744 stecche di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati ad un lettone e ad un moldavo che sono appunto stati arrestati dalle volanti della questura di Padova. Ma per i dettagli di questa vicenda ci colleghiamo al telefono con la collega Valentina Voi. Buongiorno Valentina. Buongiorno Giulia. Sì, si può dire che in questi casi l'unione fa la forza. L'operazione è stata infatti realizzata con la collaborazione della Guardia di Finanza. I due autotrasportatori erano già di fronte al giudice questa mattina per il reato appunto di contrabbando di tabacchi. Come sono andate le cose? I due si trovavano ieri mattina in una laterale di Corso Australia, uno a bordo di un camion Volvo mentre l'altro a bordo di un'auto, una Volkswagen, e sono stati notati dagli agenti di una volante mentre si passavano un sacco di plastica nero. Quello che poteva sembrare un semplice sacco della spazzatura si è rivelato invece essere un contenitore di numerose stecche di sigarette senza la fascetta di Monopoli di Stato. E a quel punto è stata chiamata la Guardia di Finanza ed è stata ispezionata anche l'abitazione di uno dei due. Oltre alle stecche di sigarette è stato trovato delle tanniche di gasolio. Non saranno stati contenti forse i vicini di casa. Come hai detto tu, il quantitativo era molto ingente sia di sigarette che di litri di gasolio. Giusto per un'ulteriore precisazione, le imposte evase ammontano solo per le sigarette a circa 18.000 euro. Valentina, ti fermo qui, maggiori dettagli nel tuo servizio di questa sera. Intanto buon lavoro, noi continuiamo invece con le nostre notizie, continuiamo con la cronaca perché 20 lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito dei servizi di contrasto all'impiego di manodopera irregolare. I lavoratori irregolari individuati dai finanzieri sono stati complessivamente 23, di cui 20 completamente in nero, 13 a Jesolo, 2 a Caorle, 3 a Portogruaro, 1 a Milano e 1 a Chioggia, quasi tutti impiegati irregolarmente appunto in attività commerciali e di ristoranti. A 10 attività invece è stato contestato il mancato rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale. Dall'inizio dell'anno i finanzieri veneziani hanno individuato 91 lavoratori in nero e 50 irregolari. E due fratelli di 36 e 41 anni sono stati arrestati a Chioggia dalla Guardia di Finanza perché trovati con 800 grammi tra hashish e marijuana. I due, di origine campana ed entrambi operanti nel settore navale, erano su una vettura all'interno della quale nella tasca laterale della portiera sono state trovate alcune dosi di marijuana. Un più approfondito controllo del mezzo ha permesso di recuperare 2 panetti di hashish di circa un etto ciascuno e i finanzieri quindi hanno successivamente perquisito l'abitazione di uno dei due indagati, dove all'interno di un armadio erano nascosti altri 3 panetti di hashish per circa 300 etti e una busta contenente altri 3 etti di marijuana. Incompressioni condominiali, forse legate all'esuberanza di una giovane coppia, poi ritorsioni tra il goliardico e il boccacesco contro i vicini, finite davanti al giudice per stalking e infine l'allontanamento dei due da una palazzina. È successo a Vicenza, dove una coppia di fidanzati è stata costretta, su decisione del giudice, al fine di salvaguardare la serenità dei condomini, a traslocare, a dare il via a una serie di richieste sempre più pressanti ai due fidanzati dai vicini a rispettare le regole condominiali sul rumore. Alla fine i due sono stati denunciati perché prima avrebbero cominciato a fare telefonate anonime alle famiglie che abitava al piano superiore e poi avrebbero messo in giro per la città dei bigliettini a sfondo erotico con il numero della famiglia rivale. Il primo atto del giudice, su istanza del PM, è stato l'allontanamento dal condominio. E parliamo adesso di Cave, che sull'altopiano di Asiago giocano un ruolo fondamentale nell'economia. Ebbene, dopo l'arresto per concussione nei mesi scorsi di un funzionario dell'amministrazione provinciale, oggi è finito nei guai il sindaco di Foggia, ora accusato dalle forze dell'ordine di aver turbato una gara indetta per l'aggiudicazione di
di un terreno demaniale da adibire a cava di marmo. Secondo le indagini, per garantire il terreno ad un imprenditore amico, sindaco e tecnico del comune, per evitare la concorrenza di altre imprese, avevano ingegnato un piano criminale predisponendo domande false per conto di inconsapevoli soggetti che in realtà non avevano neppure aderito al bando, con tanto di buste finte contenenti offerte false e sigillate con falsi timbri. Il disegno criminoso concertato è però sfumato per l'inaspettata e improvvisa presentazione all'ultimo giorno della gara di un'offerta da parte di una società terza che, in quanto superiore rispetto a quella formulata dalla società dell'imprenditore indagato, si è in concreto aggiudicata la gara. Rintracciata e arrestata dai carabinieri di Portogruaro una ragazza di 17 anni di Palazzolo della Stella in provincia di Udine che era evasa da una comunità di accoglienza di Padova. Ora la minore è stata trasferita al carcere minorile Beccaria di Milano in attesa del processo. La ragazza era stata arrestata nel dicembre scorso dai militari dell'Arma perché trovata con 3 dosi di eroina ed altrettante di hashish e portata in una comunità d'accoglienza di Padova, da dove è fuggita lo scorso 23 marzo. Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha quindi emesso l'ordine di cattura, che è stato eseguito dai carabinieri di Portogruaro. La ragazza è stata individuata nell'abitazione di un amico tossicodipendente di Sesto Reghena in provincia di Pordenone. È stata bloccata mentre stava rincasando assieme all'amico. Luigi Gui, ministro democristiano negli anni 60 e 70, è morto ieri sera a Padova a 95 anni. Nato a Padova nel 1914, Gui fu eletto deputato all'Assemblea Costituente. Negli anni 60 fu ministro della Pubblica Istruzione, ministro della Difesa e nel 1974 ministro alla Sanità. Dal novembre 74 al febbraio 76, nel quarto governo Moro, fu ministro dell'Interno. Insieme a Mariano Rumore, Mario Tanassi fu coinvolto nella metà degli anni 70 nel celebre scandalo Lockheed, ma venne assolto con formula piena. Il Veneto rivolge un doveroso omaggio alla figura di Luigi Gui, che fu chiamato a rappresentare la comunità veneta partecipando attivamente dall'Assemblea Costituente in poi alla vita politica del nostro paese. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. E Massimo Zanon è invece il nuovo presidente regionale di Confcommercio Veneto. Zanon ricopre dal 2009 anche la carica di presidente della Confcommercio Unione Venezia. Zanon, 50 anni, di Portogruaro, succede al veronese Fernando Morando, imprenditore nel settore della ristorazione, e rimarrà in carica fino al 2014. E giornalisti in piazza a Venezia domani per la libertà di stampa, in contemporanea con la manifestazione nazionale programmata a Roma. L'iniziativa regionale, organizzata dal gruppo Cronisti Veneti, Sindacato e Ordine dei giornalisti del Veneto, prevede un presidio di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro quella che viene definita l'aggressione sferrata dal disegno di legge Alfano al diritto costituzionale di essere informati in maniera obiettiva e indipendente. Il disegno di legge in discussione al Senato, informano Ordine e Sindacato dei giornalisti, sconvolge il diritto dovere di cronaca che sta alla base di ogni società civile e democratica. Per la prima volta nella storia repubblicana si vuole introdurre il divieto di pubblicare notizie riguardanti qualsiasi attività di indagine fino alla conclusione della cosiddetta fase preliminare, il che significa che solo dopo anni si potrà eventualmente scrivere e quindi sapere di episodi come la tragedia della ThyssenKrupp, dello scandalo Calciopoli, dell'esistenza di un branco di stupratori sotto casa o dell'emissione di titoli falsi. Trasmissioni come Report, Le Iene e Striscia la Notizia non sarebbero più possibili. Adesso passiamo alla cultura, al Filarmonico di Verona, Romeo e Giulietta di Charles Gounod in chiave moderna per la regia di Damiano Micheletto, ripresa da Roberto Maria Pizzuto. Ce ne parla Gianfranco Tommasi. I protagonisti della vicenda shakespeariana in scena al Filarmonico non hanno più i volti innocenti e patinati della nobiltà che governava la medievale Verona, ma Romeo e Giulietta sono stati trasformati dal regista Damiano Micheletto in due giovani che vivono passioni irrazionali con l'entusiasmo, l'energia, la follia e la pulsione sregolata degli adolescenti. In questa condizione i giovani amanti vengono travolti dagli avvenimenti e dalla impossibilità di un passaggio all'età adulta, alla maturazione. Quello che in scena appare più volte, il giradischi, afferma il regista, rappresenta l'emblema della gioventù di oggi che cerca il volume, il chiasso, il frastuono, in poche parole il divertimento, il gusto della provocazione, della esagerazione, anche volgare. Insomma, di Shakespeare rimane il mito, l'idea ambientale, il filone da cui è stato tratto il racconto. L'ambientazione dell'opera è stata resa contemporanea. È senza dubbio uno spettacolo originale che riscuote pareri diversi tra il pubblico. Musica
Musicata da Charles Gounod, l'opera Romeo e Giulietta andò in scena per la prima volta a Parigi il 27 aprile 1867. L'edizione in scena al Filarmonico è una coproduzione tra Fondazione Arena, Fondazione Gran Teatro La Fenice e Fondazione Teatro Lirico di Trieste. La direzione orchestrale è di Carlo Montanaro. Gli interpreti principali sono Maria Hali-Andres e Paolo Fanale, François Borra, Niccolò Rigano, Massimiliano Gogliardo, Floriana Sobilla ed Elena Belfiore. La cultura chiama cultura, eccoci ritornati in studio per la nostra chiacchierata con Michele Sambin, che rimaniamo sostanzialmente in argomento, se non sbaglio addirittura Micheletto, il regista di questo allestimento, peraltro interessante al Filarmonico di Verona, è passato per TAM, Teatro Musica che lei dirige ormai da 30 anni e dei 30 anni, i festeggiamenti dei 30 anni che non vogliono essere minimamente celebrativi, ma insomma una riflessione sul percorso finora portato avanti da voi, insomma parliamo oggi appunto di queste iniziative. Michele, in un qualche modo tu ci hai già anticipato quali sono le iniziative per questo compleanno di super maturità, ricordiamole nuovamente. Allora, partiamo dall'ultima che avevo citato. Tutto questo ragionare sul percorso è partito dall'archiviazione. Abbiamo deciso ad un certo punto che la memoria di 30 anni fa sarebbe scomparsa se non ci fossimo dedicati a fermare il nostro lavoro, e sono più di 80 spettacoli realizzati in questi 30 anni attraverso la documentazione video, fotografica e di testi. Costituito questo archivio è stato possibile per degli studiosi, docenti universitari e soprattutto per Fernando Marchiori, curatore del libro, realizzare un'opera che raccogliesse questa particolare nostra esperienza. Quindi è ovvio che gli studiosi hanno visto anche le nostre opere dal vivo, sono stati spesso spettatori dei nostri spettacoli, ma la fonte archiviata in qualche modo è stata loro molto utile. Infine abbiamo immaginato di allargare la conoscenza della nostra esperienza ad un pubblico più vasto. Noi, gestendo il Teatro Maddalene ormai da 15 anni, abbiamo un nostro pubblico che segue le stagioni. Ci sembrava importante far conoscere ad un pubblico più vasto attraverso una mostra, e quindi la possibilità di visitarla in qualsiasi momento, non negli appuntamenti tipici del teatro, andando anche fuori dalla nostra abituale casa e andando al centro culturale San Gaetano di Padova. Ecco, il progetto si chiama Mega Loop, cioè questo maxi DVD, come possiamo chiamarlo? Questo filmato? Cerco di spiegare. Il loop, in termine televisivo, è qualcosa che si ripete sostanzialmente. Il loop in inglese è anello. È molto importante sapere che io ho iniziato a lavorare, tra l'altro sono un pioniere della videoarte, con dei loop video negli anni 70. Questo concetto di anello poi si è radicato in una poetica del TAM, e quindi piuttosto che pensare ad un teatro che racconta delle storie, quindi una linea, noi immaginiamo il teatro come fatto di piccoli anelli, che sono l'idea di creare uno spettacolo a partire dalla musica più che dal racconto di una storia. Quindi un teatro fatto di immagine e suono e la cui drammaturgia è musicale, compositiva. Quindi il Mega Loop, quindi questo grande anello, è quello che raccoglie l'ultimo lavoro del 2009, che contiene delle idee che invece sono state generate nel 1978. Ecco, a proposito di questo, Michele, rimettendo assieme proprio da un punto di vista audio e video questi materiali, quindi vederli uno accanto all'altro, a distanza di 30 anni, che tipo di riflessioni vi ha portato? Beh, è stato un lavoro
da un lato piacevole e dall'altro molto anche sofferto, innanzitutto perché tutto il materiale non poteva essere contenuto, certo, e quindi si è trattato di scartare delle cose, di eliminare e di scegliere le più significative, anche magari con alcuni momenti in cui c'era nostalgia e rammarico che quella data opera non potesse avere spazio. Quindi molto impegnativo anche da un punto di vista psicologico, perché uno non vede solo opere, spettacoli, ma vede una vita. Figli, certo, esatto. Oltre che proprio me. No, la mia vera domanda era capire se magari avete trovato, a proposito di anelli, a proposito di circoli, qualcosa che nella vostra poetica, possiamo chiamarla così, di fatto è ritornata nel corso degli anni. Ah sì, è la ricerca, conoscendovi, esatto. È una continua dimensione di ricerca, dove però anche la ricerca di 20-30 anni fa non è rinnegata, non è passata, è in qualche modo in continua evoluzione, e ci sono fondamenti, idee nate tanto tempo fa che ora ci sembrano quasi più apprezzabili. Io credo che il nostro sia stato sempre un lavorare un po' avanti nel tempo, e vedo che adesso molti giovani, rispetto a cose che noi facevamo appunto negli anni '80, sono molto interessati e infatti vengono magari attratti un po' di più da cose di 20 anni fa piuttosto che da cose degli ultimi anni. Allora, abbiamo parlato, Michele, di una mostra, di una pubblicazione, ma ci sono anche 3 giornate di incontri in calendario. Ci sono queste 3 giornate di incontri che sono appunto il mettere in circolo delle idee con le giovani generazioni. È molto coinvolta l'università, io da qualche anno insegno storia della videoarte, e quindi in qualche modo ci saranno gli studenti della specialistica, ma speriamo anche altri. Certo. E gli incontri sono in parte organizzati in modo da presentare Megaloop libro, il libro, e in parte per analizzare anche gli aspetti della mostra, l'esposizione. C'è poi un altro incontro che servirà a presentare il lavoro di archiviazione, quindi davvero un mese i prossimi 15 giorni. La cosa anche importante è che i 3 venerdì, il 14, 21, 28 verranno presentate delle performance a chiusura, cioè in orario serale alle 21, e sono delle piccole clip, siamo in televisione, dei piccoli clip teatrali di durata di 5 minuti, una sorta di antologia che attraversa tutte le sale espositive, in cui giovani e non meno giovani, giovani nell'animo comunque, giovani di generazioni diverse, cioè a partire da Pierangela, che è la cofondatrice con me del TAM, a Alessandro, che ha poco più di 20 anni, metteranno in gioco, in movimento, gli oggetti scenici e le situazioni, tanto per ridare il clima di quello che era il lavoro, lo spettacolo. Esatto, in quel momento. Ridar vita a questi oggetti che adesso invece in mostra saranno immobili e apparentemente senza vita. Immobili. Michele, il nostro tempo è terminato, ricordiamo ai nostri telespettatori quindi che i festeggiamenti per il vostro 30° compleanno durano quasi un mese a Padova, sostanzialmente, certo, concentrati soprattutto in appuntamenti ogni venerdì, ma con una mostra permanente almeno per insomma, il prossimo mese al Centro Culturale San Gaetano, poi con un libro che è decisamente permanente, è sempre Megaloop. Megaloop è proprio la serie di appuntamenti e di festeggiamenti che vi abbiamo presentato oggi, grazie a Michele Sambin di TAM, che è presente davvero da tantissimo tempo, come avete potuto capire, nel panorama culturale del Veneto, e che siano così altri 30 anni, anche di più. Lo speriamo tutti. Noi ve lo auguriamo. Grazie per essere stato con noi e grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Il prossimo appuntamento con informazioni Telechiara alle 16:30. A dopo.